buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. In Sicilia aumentano le morti sul lavoro, più 8,4% rispetto all'anno scorso, incremento anche degli infortuni, soprattutto nei settori sanità, costruzioni e trasporti. Catania resta l'area più colpita, mentre calano gli incidenti tra gli studenti, dati diffusi dall'INAIL. Gli ex precari della regione, oggi stabilizzati nella SAS ma con contratti a poche ore e stipendi bassi, tornano in piazza a Palermo chiedendo il tempo pieno. Giudicano insufficienti i fondi promessi e annunciano nuove proteste. ST Microelectronics conferma investimenti e niente tagli al personale nello stabilimento di Catania, dove sono anche previste nuove assunzioni. Decisivo il sostegno della BEI, stanziati 500 milioni per il polo dei semiconduttori, definito dal ministro Urso un asset strategico per Italia ed Europa. Scandalo cataratta a Catania, ci sono 3 indagati e un pool di esperti per accertare le cause del cluster di 30 infezioni, ma anche il rispetto dei protocolli e le eventuali responsabilità. Si diffondono sempre nuove droghe sintetiche. Il wax, detto il miele dello sballo, dilaga anche in Sicilia. Dopo i primi sequestri a Catania e Trapani, lo stupefacente sintetico ad altissima potenza si diffonde anche nelle piazze di spaccio. Il farmacologo, effetti devastanti. Il Sicilia Express raddoppia, il treno contro il caro voli per il Natale nella nostra regione aumenta il numero di corse, 2 le date per l'andata da Torino il 20 e il 27 dicembre verso Siracusa e Palermo e 2 per il ritorno 5 e 10 gennaio. Calcio nel Catania, tornano a lavorare in gruppo Pieraccini e Donnarumma, possibile un loro impiego part-time a Potenza. In mediana, dopo la squalifica, Toscano ritrova Di Tacchio. Bentrovati. Nel 2025 in Sicilia aumentano gli infortuni mortali sul lavoro, 77 nei primi 10 mesi, più 8,4% rispetto all'anno scorso. Crescono anche gli incidenti in itinere e le malattie professionali, con Catania, provincia più colpita, dove il 29% degli infortuni, pensate, avviene nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. Sono gli ultimi dati INAIL e li analizza per noi Simona Mazzone. In Sicilia aumentano i morti sul lavoro rispetto allo scorso anno. Sono allarmanti i dati del rapporto annuale INAIL nell'isola. Un triste primato che nei primi 10 mesi di quest'anno ha fatto registrare 77 morti a fronte dei 71 dello stesso periodo del 2024. Se si parla di infortuni, si registra un lieve aumento delle denunce presentate all'INAIL. Quelle riguardanti gli studenti in Sicilia sono invece in calo rispetto allo scorso anno. Andando ai settori più critici, se in agricoltura quelli denunciati diminuiscono, nell'industria e nei servizi c'è stato un aumento. Analizzando i dati per singolo settore, il maggior numero di eventi infortunistici si registra in sanità e assistenza sociale, segue il settore delle costruzioni, commercio all'ingrosso e al dettaglio e il settore trasporto e magazzinaggio. Quelle per malattia professionale sono aumentate di oltre 8 punti percentuali rispetto al 2024 e il 22% di quelle presentate in Sicilia riguardano la provincia di Messina. Poi ci sono gli infortuni in itinere, quelli cioè avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa, che secondo l'INAIL in Sicilia sono aumentati lievemente, passando da 4.000 a 4.037. Infine le 3 province che al 31 ottobre hanno segnato il maggior numero di infortuni sono nell'ordine Catania, Palermo e Messina. E di lavoro si parla anche a Palermo, anzi si protesta perché sono tornati in piazza i precari della regione ex PIP. Oggi personale stabilizzato part-time, chiedono il passaggio a tempo pieno. Maglio Viola. Sono tornati a protestare gli ex precari della regione siciliana, oggi stabilizzati attraverso la SAS, la società servizi ausiliari della stessa regione, interamente controllata dall'amministrazione. Si tratta degli ex PIP, già al centro di un confronto all'interno della medesima maggioranza. Lavoratori precari rimasti tali per 25 anni, adesso hanno un contratto a tempo indeterminato, ma soltanto da 18 a 20 ore settimanali, con stipendi che definiscono da fame. E noi non possiamo andare avanti con questa finanziaria che loro vogliono approvare, perché prendiamo poco.
è 820 euro, correnti viene 920 e noi siamo in povertà. I lavoratori si sono dati appuntamento alle 13 davanti alla prefettura di Palermo ed hanno inscenato un corteo fino a Piazza Indipendenza, sede della presidenza della regione. Dopo 25 anni di precariato che la regione ci teneva in un limbo senza messa in regola, finalmente il governo Schifani, che dobbiamo ringraziare, ci ha dato la stabilizzazione a tutti, ringraziamo il governo Schifani, ma però vorremmo avere un po' di dignità lavorativa, vorremmo portare un pezzo di pane a casa sano, perché così a fine mese non ci arriviamo né ora né mai. All'Assemblea regionale chiedono di mettere in finanziaria le risorse per portare il loro impiego a tempo pieno e annunciano altre proteste fino a quando non saranno reperite tutte le risorse necessarie. E non finisce qua chiaramente, perché ci sarà una coda di manifestazioni fino a quando il governo non decide di trovare uno sbocco di aumento delle ore, almeno fino a 30 ore. Il governo si è già impegnato a reperire 10 milioni di euro l'anno nel prossimo triennio, ma i lavoratori considerano insufficiente la dotazione. Importante incontro per il futuro industriale a Catania, quindi si parla ancora di lavoro nel tavolo al Mimit, dove la STM ha ribadito investimenti, nessun taglio al personale. Il ministro Urso ribadisce inoltre l'importanza del sito nel contesto di competitività in Europa. Per l'UGL un piano con luci e ombre. Roberta Lunghi. Un risultato concreto per il futuro industriale di Catania. La ST Microelectronics, al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presenti il sindaco di Catania, i rappresentanti della regione siciliana, i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, ha confermato gli investimenti, nessun taglio al personale e un aumento dell'occupazione nei prossimi anni. Per il governo 3.000 necessari da qui al 2037, anche se il piano presentato dall'azienda si ferma al 2027. Ed è questo un nodo che per UGL resta da chiarire. Abbiamo bisogno di una visibilità maggiore, appunto, che arrivi almeno fino al 2030-2032. Quindi si naviga a vista e così non può andare bene. Dobbiamo dare stabilità, sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori di Catania. Per il sindacato, oltre a qualche ombra, ci sono però anche le luci. Abbiamo saputo che l'azienda comunque non dismetterà il silicio, la produzione su silicio all'interno dello stabilimento, appunto, etneo. Tra l'altro la questione delle acque, che era importante sull'approvvigionamento delle acque per poter portare avanti l'investimento del site nuovo, diciamo ormai è cosa fatta. Arrivata anche la spinta decisiva della Banca Europea per gli investimenti, con i primi 500 milioni di euro destinati al polo dei semiconduttori, parte di un più ampio investimento da 1 miliardo. Il ministro Urso parla di svolta per la competitività nazionale ed europea. Il sito STM di Catania, aggiunge, è un asset strategico per l'Italia e per l'Europa. Ci sono 3 indagati nell'inchiesta sulle operazioni alla cataratta. A Catania, dopo aver subito un intervento agli occhi in una struttura sanitaria del capoluogo etneo, alcuni pazienti avevano accusato i sintomi di una grave infezione batterica. Sul registro degli indagati sono stati iscritti 2 medici e la responsabile sanitaria della clinica. L'accusa è di lesioni. La procura ha già nominato i periti che dovranno risalire all'origine dell'infezione. Alessandra Russo, sostituto procuratore di Catania, ha nominato i consulenti tecnici. Sono il medico legale Cristoforo Pomara, Vincenza Bonfiglio, specialista in oculistica, Margherita Ferrante, specialista in igiene, Maria Assunta Fasciana, specialista in microbiologia. Nuove droghe, il wax, detto il miele dello sballo, dilaga in Sicilia. Dopo i primi sequestri a Catania e Trapani, lo stupefacente sintetico ad altissima potenza si diffonde nelle piazze di spaccio dell'isola. Il farmacologo, devastanti gli effetti cognitivi. Roberta Lunghi. Il miele dello sballo, la chiamano così nelle piazze di spaccio, una sostanza giallastra, appiccicosa, capace di sprigionare effetti assai dannosi. È il Vax, la nuova droga sintetica che negli ultimi mesi ha invaso la Sicilia. Parliamo di un estratto ad alto concentrato di THC, un estratto di cannabis che, detto in modo semplice, ha un tale elevato contenuto di THC, si arriva dal 70 all'80%, per capirci siamo 5 volte, 6 volte più alti dell'olio di hashish.
Da febbraio 2024, quando i carabinieri di Catania hanno messo le mani su 100 grammi di questa resina altamente concentrata, è stata un'escalation tra operazioni di polizia, guardia di finanza, carabinieri, tra Catania, Trapani e altre province. Sono state sequestrate dosi spesso nascoste in bustine termosaldate, barattolini e piccoli contenitori difficili da individuare. La sostanza è ricercatissima. La diffusione del Vax è legata anche a una nuova tecnica di consumo che si chiama dubbing, in cui si riscalda questo concentrato su una superficie metallica molto calda e poi si inala il vapore attraverso pipe speciali o vaporizzatori, cioè in alternativa al fumo. Una fumata può costare fino a 100 euro al grammo, devastanti gli effetti. Ci sono dei rischi di effetti tossici non solo sul polmone, ma ovviamente sul sistema nervoso centrale, con effetti psicotropi anche ancora sconosciuti, cioè non solo i sintomi psicotici, ma questo è il problema della tossicità cognitiva, del danno cognitivo permanente. I sequestri aumentano e il Vax diventa il nuovo fronte, forse il più insidioso, nella lotta contro le droghe sintetiche in Sicilia. Rapina da 500.000 euro a Catania, sono stati arrestati due artefici, si chiamano Michael Sant'Antonio Battaglia e Massimiliano Fichera, e sono stati accusati e arrestati per rapina aggravata. Secondo l'accusa appunto sarebbero i banditi che il 13 maggio scorso, fingendo di dover consegnare delle cassette di frutta, sarebbero entrati all'interno di una casa immobilizzando le persone che erano all'interno, sequestrandoli, quindi immobilizzandoli col nastro adesivo e svuotando due casseforti. Il totale della refurtiva rubata ammontava appunto al valore di circa 500.000 euro. L'Europa bacchetta la città di Palermo per l'eccessivo inquinamento dell'aria. Insieme a Napoli, le due più grandi città del meridione d'Italia hanno causato l'avvio di una procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia. Una multa. Vediamo Malle Viola. L'aria di Palermo e quella di Napoli non sono respirabili, i livelli di inquinamento da biossido di azoto superano i limiti di legge. Per questo motivo la Commissione europea ha avviato una procedura di messa in mora nei confronti dell'Italia. Responsabili le due grandi città del meridione che non rispettano i parametri sull'inquinamento dell'aria. La procedura di messa in mora è il primo dei 3 passi che porta alla fine del percorso, se non si porrà rimedio, alla dichiarazione di infrazione e dunque alle multe elevate. Questo perché i piani di contenimento dell'inquinamento e di monitoraggio della qualità dell'aria, secondo l'Europa, non sono sufficienti a far rientrare la situazione in tempi brevi. Adesso le due città hanno 2 mesi di tempo per le loro controdeduzioni e per mettere in atto un nuovo piano che possa essere più efficace per il contenimento. La contestazione arriva nel momento peggiore, quello delle feste natalizie, che storicamente portano a Palermo all'aumento del traffico e dell'inquinamento. In passato, a fronte di queste contestazioni, il Ministero inviava note stringenti imponendo piani di stop al traffico in intere aree della città, targhe alterne oppure zone a traffico limitato. Il problema è che a Palermo l'incremento dell'inquinamento avviene in zone già a traffico limitato e nelle aree limitrofe. C'è dunque il rischio di un ampliamento della ZTL per evitare procedure di infrazione e multe, a meno che l'amministrazione comunale non abbia in serbo altre idee da mettere in campo subito dopo le feste. 40 anni fa veniva uccisa dalla mafia la 17enne Graziella Campagna, vittima innocente assassinata per aver riconosciuto l'identità di un latitante. La sua storia è diventata un esempio, anche una fiction in TV. Oggi a Saponara, il suo paese nel Messinese, l'inaugurazione di un murales che la ricorda, come ci racconta Francesco Triolo. 40 anni con Graziella, 40 anni con la sua storia, la sua giovane vita strappata al futuro, 2 giorni per ricordare l'allora 17enne che fu uccisa dalla mafia per nascondere la presenza a Villafranca di un latitante, Alberto Gerlandi Jr., morto qualche giorno fa. Tanti ragazzi, tanti studenti insieme all'istituzione, al corteo a Saponara che ha anticipato l'inaugurazione di un murales realizzato da Andrea Sposari sulla parete della biblioteca comunale, proprio accanto al pino piantato 40 anni fa proprio per Graziella. Abbiamo voluto chiamare questa giornata 40 anni con Graziella. Proprio la parola "con" vuol dire che Graziella oggi è tra noi, perché ricordare è importante, soprattutto per la piccola Graziella. Dico piccola perché negli anni 80 una ragazza di 17 anni era definita una bambina. La memoria di Graziella, è stato detto durante la cerimonia, deve essere accompagnata dall'impegno per non rendere vana la sua morte e quella di tante altre vittime innocenti della mafia.
Noi dobbiamo trasmettere ai ragazzi, proprio noi lo abbiamo fatto col cuore, di trasformare quel dolore, o meglio di cercare di trasformarlo in impegno. E lo facciamo con dedizione tutti i giorni, rilasciando ai nostri giovani, che sono il futuro, ma che sono il presente, ma saranno anche il futuro. E perciò un futuro pieno di legalità, perché non dimentichiamo mai che è la cultura a sconfiggere la mafia, come diceva Borsellino, come diceva Falcone. È una grande mano d'aiuto, gliela dobbiamo dare anche noi, mostrando responsabilità e memoria anche per chi non c'è più, nei confronti di tutti questi ragazzi. Il Sicilia Express raddoppia. Anche quest'anno, in occasione delle feste di Natale, la Regione organizza treni speciali per i siciliani che ritornano nell'isola. Stavolta i convogli però saranno 2, 1.100 i posti a disposizione. Malleviola. 1.100 posti per tornare in Sicilia con un viaggio a prezzo basso che rappresenta più un'esperienza già di vacanza. Torna il treno delle feste da e per l'isola, corse raddoppiate quest'anno per il Sicilia Express, il convoglio voluto dalla Regione che consente di raggiungere l'isola durante le festività. Aumenta il numero di corse per rispondere alla crescente richiesta di viaggiatori siciliani residenti al nord. 2 le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, 2 quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio. Sui 2 treni che viaggiano verso la Sicilia ci sarà posto per 1.100 passeggeri che avranno acquistato il biglietto a una tariffa compresa fra 25 e 30 euro o poco meno a partire dalle 12 di sabato 13. Il Sicilia Express prevede il trasporto da Torino alle città siciliane di destinazione. A Messina infatti il treno si divide in 2, una sezione dovrà essere diretta a Siracusa, un'altra sezione a Palermo Centrale. Il treno propone una vera e propria esperienza di viaggio. Durante il tragitto infatti i passeggeri possono godere di intrattenimento musicale dal vivo, animazione, degustazione di prodotti tipici siciliani e momenti di aggregazione. A bordo previsti fra gli altri il giovane tenore siciliano Alberto Urso, vincitore del talent show Amici, e delle lezioni masterclass legate al mondo del vino e dei dolci siciliani. Il Sicilia Express non risolve certo il problema del caro voli, con prezzi dei biglietti lievitati anche del 900% quest'anno rispetto a una normale giornata feriale, ma offre un'alternativa di viaggio, sia pure a un numero limitato di persone. E a proposito di vacanze, in vista di Natale il centro storico di Catania è già nel caos non solo dovuto alla corsa agli acquisti di Natale, ma ad una vera e propria regola. Catania, il centro ostaggio dell'anarchia, con i mezzi di soccorso a volte bloccati nel traffico per il carico e lo scarico dei furgoni. Andiamo a vedere con Tonino De Mana. Si scrive centro, si legge caos, colpa dell'inciviltà ma anche della pessima abitudine di lasciare l'auto, magari servendosi dei mezzi pubblici che poi a Catania non è che brillino per puntualità. Sta di fatto che il centro storico è in perenne sofferenza e lo shopping natalizio contribuisce a renderlo ancor più invivibile, trascinandosi anche seri problemi di ordine pubblico. Ambulanze imbottigliate nel traffico, costrette a farsi largo e a volte bloccate a causa del parcheggio selvaggio, come in via Etnea e in piazza Stesigoro. Per arrivare in centro con quella confusione un'ambulanza non impiega meno di 15 minuti. È assurdo pensare che in centro storico manca la presenza di un'ambulanza. Altro nodo risolto è il carico e scarico dei mezzi, che il più delle volte non rispettano gli orari. Risultato? Furgoni grandi e piccoli in divieto di sosta, sui marciapiedi e anche in doppia fila. E quando si cerca di fare rispettare le regole, in questo caso ai 4 canti e quindi all'incrocio tra le vie Etnea e Antonino di San Giuliano, accade che gli agenti della Polizia Municipale e anche noi diventiamo improvvisamente bersaglio delle invettive dei piazzisti. Pure io sto lavorando, loro stanno lavorando e vai oltre. Ma tu con quale diritto mi dici che non posso? Diritto. Chi sei? Nella fattispecie, con il furgone in divieto di sosta e fermata, alcuni autisti lamentavano la scarsa tolleranza dei vigili, a nostro avviso già ampiamente tolleranti. E rimaniamo al centro storico di Catania perché c'è un nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata per gli esercenti del centro storico, una nuova iniziativa che mira a superare le criticità del porta a porta per gli esercenti commerciali, con alcune novità su modalità, giorni e orari di conferimento. Ci racconta tutto Simona Mazzone.
Nasce nel cuore della città il nuovo sistema sperimentale di raccolta differenziata pensato per gli esercenti commerciali che operano tra Pescheria, Castello Ursino e Piazza Turiferro. Si chiama Carretta Carretta, la nuova modalità operativa già sperimentata con successo in altre grandi città, che mira a superare le criticità del servizio porta a porta rivolto alle attività non domestiche. Gli esercizi commerciali sono caratterizzati da un flusso continuo di persone e da una certa quantità di rifiuti prodotti, come l'organico e il vetro. Adesso, col nuovo servizio gestito da Gema, cambiano le modalità di smaltimento proprio per le attività commerciali, prima di tutto la ristorazione. La frazione organica potrà essere conferita tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. Il vetro sarà raccolto 3 volte a settimana con 2 turni giornalieri. Plastica e carta verranno ritirate 2 volte al giorno in 2 giornate settimanali dedicate. Crediamo molto in questo servizio, che possiamo certamente, se funziona, e speriamo che funzioni, estenderlo anche in altre zone della città, perché in tanti si lamentano appunto del conferimento dei rifiuti sulla sede stradale o sui marciapiedi. Circa 300 le utenze coinvolte, per le quali sono state introdotte 2 fasce orarie giornaliere, una pomeridiana e una serale notturna. La cucina italiana patrimonio dell'UNESCO, un riconoscimento che mette davvero tutti d'accordo, e la Sicilia fa la sua parte con i piatti della tradizione amati anche dai turisti stranieri. Emanuela Corsi. Sono d'accordissimo, penso che la cucina italiana sia la migliore al mondo, non c'è da che dire. Spaghetti, pomodoro, beautiful. La cucina italiana, patrimonio dell'umanità. È la prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo il Comitato Intergovernativo dell'UNESCO, che si è riunito a New Delhi, in India. Un riconoscimento che l'Italia merita tutta, no? Io forse da cuoco questa cosa la sento tantissimo. È proprio il riconoscimento alla cucina, ma allo stile proprio che ha l'italiano nel proprio proporre la cucina nella tavola, nel modo di stare a tavola. Per il Comitato la nostra cucina rappresenta una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, ma anche un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali. L'Italia tutta che può gioire, però gioisce proprio di quella che è l'essenza proprio della cucina italiana, che ha tantissime sfaccettature regionali, addirittura io direi proprio quasi rionali, no? C'è anche un po' di Sicilia in questo prestigioso riconoscimento. La Sicilia è, credo, veramente leader tra pochi altri paesi dello street food, proprio a causa delle dominazioni che noi abbiamo avuto. Abbiamo il pane e milza, pane e panella, rumusa, ancella, insomma sono cose meravigliose. Gli anelletti al forno palermitani, piuttosto che i fritti, i nostri fritti, i cardi che si chiamano cardona. L'Italia meritava questo posto già da tempo, avere questo riconoscimento dell'UNESCO, come infatti io sto a casa all'UNESCO. E certo, poi vedere queste immagini a quest'ora fa di sicuro venire un certo languorino. Ci vediamo tra poco con lo sport, subito dopo la pubblicità. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania in vista di Potenza recupera giocatori importanti come Pieraccini e Donnarumma, che siederanno probabilmente in panchina. I lucani invece perdono alcuni interpreti per infortunio, come ci racconta Marco Carli. Ultima trasferta dell'anno e penultima del girone di andata. Il Catania Potenza per avvicinarsi al primo traguardo, quello di chiudere in testa prima di Natale. Catania che recupera anche dei pezzi, e questa è una notizia importante. A parte i lungodegenti Aloy e Cicerelli e Ierardi, che si riaffaccerà in squadra nel 2026, ecco le buone nuove. Come avevamo detto già dopo l'infortunio occorso con il Picerno, Donnarumma avrebbe lavorato per recuperare per Potenza. Le notizie in tal senso sono positive, l'esterno ce la fa, così come Pieraccini in gruppo dopo aver saltato le ultime 3 gare di campionato. Impiego eventualmente part-time per loro. E poi c'è Di Tacchio che rientra dalla squalifica, anche se la coppia Corbari-Quairi con il Crotone ha fatto bene e potrebbe essere confermata. Dall'altra parte c'è un Potenza altalenante in campionato, ma comunque in zona playoff e reduce da 4 risultati utili consecutivi, e soprattutto semifinalista di Coppa Italia dopo il successo con il Crotone. 3-1 il risultato finale con la rete di Bruschi su rigore. Lo stesso Bruschi favorisce il 2-0 con un cross preciso da destra su cui Maisto mette in rete. Poi, dopo il gol di Murano che accorcia, Selle richiude il conto con una bella conclusione. I lucani però hanno
hanno perso Camigliano e soprattutto Schimmenti, che vanno ad aggiungersi a Dauria, Anatriello, Castorani ed Erradi. L'allenatore De Giorgio avrà poca scelta nel 4-3-3 da opporre alla capolista, che guarda in casa sua per continuare a correre. Ancora una breve pausa, ci vediamo tra poco. Ritorniamo in studio. Prima di chiudere, ancora una notizia che arriva da Palermo: intimidazione al sindaco di Montelepre, danni alla casa di villeggiatura. Alcune persone hanno forzato il cancello d'ingresso dell'immobile del sindaco Giuseppe Terranova, danneggiando e distruggendo l'impianto elettrico in fase di realizzazione, una casa di villeggiatura. Come dicevamo, l'episodio è stato denunciato e non era il primo, perché nel marzo scorso l'abitazione in cui stabilmente risiede Terranova venne imbrattata con delle scritte ingiuriose realizzate con una bomboletta spray. Questa dunque era l'ultima notizia. Noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi. Da parte mia e dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.